Lunedì 22 aprile 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati al territorio bellunese. Ecco come si aprono le prime pagine del Gazzettino e del Corriere delle Alpi. Iniziamo con la prima pagina del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano di carattere veneto, ma che interessa ovviamente anche la provincia di Belluno, riguarda la sanità. Il Veneto ha fame di medici. Diminuiscono le aree senza un presidio, ma i problemi restano. Lanzarin, assessore regionale alla sanità, rassicura: il corso di medicina generale riesce a garantire il turnover. Mancano 669 dottori di base, Scassola della FIMG: non ce la facciamo, così crescono i disagi sociali. Nuovi corsi che vengono attivati ciclicamente, l'aiuto degli specializzandi chiamati in soccorso dei colleghi più anziani, il massimale, vale a dire il numero limite di assistiti per medico, che è stato elevato più volte. Il risultato? In un anno il numero delle aree sprovviste di un medico di famiglia è diminuito, ma sono ancora tantissime le tessere che mancano al mosaico della sanità di base della nostra regione. 669 tra le 7 province, più 36 di emergenza sanitaria territoriale e 32 di pediatria. I disagi sociali legati a questa situazione sono in crescita, da soli non ce la facciamo, sottolinea Maurizio Scassola, segretario veneto della FIMC. L'approfondimento di Berlinghieri lo troverete a pagina 8 e a pagina 9. Richiamo invece direttamente riferito a un fatto, a dei numeri che interessano la provincia di Belluno. Spopolamento, aumentano gli stranieri, ma l'economia ne richiede di più. Continua il declino demografico a Belluno, declino che riesce a essere tamponato solo in parte dall'aumento, peraltro contenuto rispetto ad altre aree d'Italia, degli stranieri, e questo sia nel capoluogo sia in provincia, come spiegano i dati Istat. L'approfondimento di Vietine e Cason da pagina 14 a pagina 15. Messaggio ai sindaci: Altvelox avverte: gli apparecchi fuorilegge vanno spenti. Spegnere gli autovelox, a dirlo dopo la sentenza della Cassazione contro il comune di Treviso, quelli dell'associazione Miglior Tutela Altvelox, secondo i quali i misuratori di velocità sono diventati scatole vuote, oltre che da sempre inaffidabili. L'approfondimento di Sosso a pagina 19. E la foto di copertina è dedicata alla Fondazione Dolomiti UNESCO. Il Corriere delle Alpi intervista Mara Nemela, accordo con CAI Provincia e Soccorso Alpino. Mara Menela, direttrice appunto della Fondazione Dolomiti UNESCO. Sicurezza in montagna, regole per i turisti. Segretaria della Fondazione Dolomiti UNESCO, questa la sua dichiarazione in una delle dichiarazioni che troveremo nell'intervista a firma di Dalmassa, pagina 13. Serve un vademecum per i turisti. Abbiamo anche un richiamo per quanto riguarda lo sport. Pallavolo Serie A 3-0 a Palmi, il Super Belluno vola in semifinale. L'approfondimento di Pasuc da pagina 22 a pagina 24. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano riguarda la provincia di Belluno, prossima al voto per quanto riguarda le amministrative. Mezza provincia pronta alla svolta, questo il titolo a piena pagina. A 50 giorni dal voto, temi. Scusate, un piccolo problema tecnico che sto risolvendo in questo preciso istante. Eccoci qui. Mezza provincia pronta alla svolta, a 50 giorni dal voto, temi, nomi, sfide e clamorosi addii come De Bernardina a Roccapietro, dei 31 comuni alle urne. L'Election Day di giugno si avvicina, mancano 50 giorni, in particolare a quella domenica 9 giugno, quando saremo chiamati a votare sia per il Parlamento europeo sia per le amministrative. Poco più della metà dei comuni della provincia di Belluno infatti andranno al voto per scegliere sindaco e consiglio comunale. In 2 pagine speciali vi proponiamo, ovviamente in questo caso il Gazzettino di Belluno, un viaggio attraverso temi, nomi, città e paesi, aiutati da un analista esperto e attento come Maurizio Busatta, che avverte sulla necessità che specialmente ai nuovi amministratori locali, se saranno nuovi molte le ricandidature, sia assicurata un'adeguata formazione. Poi ci sono anche i colpi di scena, come la scelta, comunque non ancora ufficiale, di De Bernardin, che è anche segretario provinciale della Lega, di non ricandidarsi a Roccapietro. Gli approfondimenti di Fontanive, Santine, Scartone, Toscani da pagina 2 a pagina 3. E la foto di copertina ci porta a Cesio Maggiore: incendio in quota agevolato dal vento, i boschi della Val Canzoi a fuoco, ettari di bosco bruciano in Val Canzoi, decine di lanci con l'elicottero. L'approfondimento a pagina 6. Cortina è scomparsa in un attimo davanti a noi, è successo tutto in un attimo, abbiamo sentito un urlo e visto Mochi cadere e scomparire nel canalone, sono ancora sotto shock i 3 amici di Monica Reginato con cui
La 55enne di Castelfranco Veneto sabato pomeriggio era sul Sorapis a Cortina, una persona esperta scivolata in un canalone in cui purtroppo ha perso la vita. Aveva le competenze e le conoscenze per affrontare quell'escursione, afferma il presidente del CAI di Castelfranco Veneto Paolo Baldassa, e ieri nuovi infortuni in quota. L'approfondimento a pagina 8. Falcade celebra la regina dello snowboard a Dalmasso, l'approfondimento di Fontanive a pagina 8. Ponte nelle Alpi, ancora un successo per la Corri Papà, ben 1400 partecipanti attorno a Polpetta, l'approfondimento di Santin a pagina 7. Per quanto riguarda lo sport, altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Uno straordinario Belluno Volley vola in semifinale, richiamo che abbiamo trovato anche nella prima pagina del Corriere delle Alpi. Impresa in Calabria, Palmi travolto 0-3 e il sogno a 2 continua. Calcio di Serie D, Dolomite rimontata e sconfitta a Este, ma il gol decisivo è contestatissimo. L'approfondimento di Bellon a pagina 17. Ancora richiami sportivi dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Il sogno olimpico di Giada Specia si allontana dopo le corse in Brasile. Corsa atletica Cortina, dominatrice del Criterium Cadorino, e ancora pallamano, Belluno dilaga in Toscana, difficile per tutti batterci. L'approfondimento di Dell'Oliva a pagina 14. Addentriamoci quindi all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno e ovviamente una edizione in questo caso speciale con un approfondimento riferito alle prossime amministrative in programma a inizio di giugno 2024, precisamente il 9 giugno. A 50 giorni dal voto queste elezioni sono di assoluta importanza, a dirlo Maurizio Busatta. I temi fondamentali alle urne il 9 giugno, secondo l'esperienza di Busatta, cittadinanza attiva e rivoluzione civica, servono quanto un'adeguata formazione. Chi amministra deve avere lo sguardo lungo e per questo bisogna avere le necessarie competenze. Chi non le possiede le deve acquisire studiando, e questo è il consiglio, o per meglio dire una necessità che Maurizio Busatta, persona di esperienza in campo amministrativo, maturata essendo stato più volte assessore del comune capoluogo, amministratore di società partecipate, consigliere del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e tuttora portavoce della Fondazione Montagna Europa Arnaldo Coleselli, individua come indispensabili per i candidati a 50 giorni dalla prossima tornata amministrativa. Il voto di domenica 9 giugno ha di per sé un valore perché si tratta del turno generale amministrativo e anche senza Belluno e Feltre, due comuni più popolosi, riveste dunque un'importanza assoluta. Sulla scia di Ianese, un vero campione di longevità, svaluto Moreuro e Padrina. Altro approfondimento: dal Ponte al Comelico, classe 1942, sindaco di San Nicolò, ininterrottamente a comando dagli anni 90. E ancora, che sfida a Sedico, De Bernardin lascia nel comune più ambito la lotta a 3, Deon, Roldo, Sacchet promette scintille. In Agordino si vota in 8 comuni su 16 e a Roccapietore si profila una vera svolta. Lo avete sentito, il segretario provinciale della Lega Nord, parliamo in questo caso di Andrea De Bernardin, sarebbe ormai deciso a non ripresentarsi. Due derby del centrodestra, debutta a Sette Ville, belle sfide a Limana e a Borgo. Nel Fetrino si vota per 5 amministrazioni. Nel comune simbolo della Valbelluna, confronto tra Cesa e Dalmagro che vediamo in questi due scatti. L'approfondimento quindi vi aspetta da pagina 2 a pagina 3 del Gazzettino di Belluno. Noi continuiamo con pagina 4. Caro rifiuti, in 2 anni 900.000 euro è quanto hanno pagato in più le famiglie dal 2023, lo dice Valore Comune che punta il dito sugli aumenti. Oggi in Consiglio Comunale se ne parlerà nell'ambito della nuova operazione Holding, notizia che riguarda in questo caso il capoluogo bellunese. E rimaniamo nel capoluogo, scuole in rete, spettacolo di ripartenza. Questa sera al Teatro Buzzati torna l'esibizione degli studenti dopo la pandemia, il tema è la pace. Si mette alla guida dopo aver bevuto, invade la corsia, si schianta su un'auto, il 55enne ha causato l'incidente, ferito un 22enne bellunese. Esce dal calcetto e parte al volante della sua auto un furgone condotto da un 55enne che si era messo alla guida dopo aver bevuto, invade la corsia. Infine lo scontro e la paura, poteva finire molto peggio. L'incidente è avvenuto sabato sera nei pressi di Mussoi, sulla strada che porta ai campi da gioco di Fisterre, siamo nel comune di Belluno. Proprio da quei campetti infatti un 22enne bellunese a bordo di una Fiat Punto bianca stava tornando dalla partita con gli amici e stava andando verso casa. Siamo a pagina 6 del Gazzettino di Belluno, spostiamoci a Cesio Maggiore, in fiamme il bosco ai confini del parco. Dalle 10 di ieri i centralini dei vigili del fuoco presi d'assalto da residenti che avvistavano il fuoco e il fumo in Val Canzoi. A lavoro i servizi forestali regionali con elicottero e volontari dell'antincendio boschivo subito in prima linea. Decine di lanci con l'elicottero che attingeva acqua dal lago della Stua in comune di Cesio Maggiore non sono bastati ieri a spegnere le fiamme che hanno richiamato l'attenzione di molti residenti e passanti che hanno sommerso
sommerso di chiamate i centralini dei vigili del fuoco. Stava bruciando un'area di alcuni ettari a 1500 metri di quota in località Monte Saladin in Val Canzoi e il meteo con neve e vento non permetteva l'intervento delle squadre a terra. Ed ecco appunto da questi scatti il momento dell'incendio divampato in Val Canzoi e una parte ovviamente bruciata dalle fiamme. Il biodistretto ora realtà, altra notizia che troviamo in questa pagina, articolo a firma di Claudio Fontanive, siamo uno dei 3 in regione pronti per aderire ai bandi. La giunta regionale ha sancito l'ufficialità dell'organismo che punta al biologico e ha sede all'Istituto Agrario della Lucia. La Mona sfilata dei trattori a 90 anni dall'allevatore più anziano e continuiamo con Ponte nelle Alpi, la corsa di 1400 papà porta alle scuole ben 25.000 euro, grande adesione ieri all'iniziativa benefica arrivata all'edizione numero 19 sul podio Bamussa che ha migliorato il tempo dell'anno scorso, poi la festa. Notizia di spalle, Limana, ricordiamo giorni di guerra per la pace, cortei e cerimonia ieri per il centenario della medaglia d'oro. Altre 2 notizie brevi, Borgo Valbelluna, festa della liberazione, l'omaggio dei ragazzi della scuola secondaria. Domani la cerimonia di fronte al municipio, gli alunni di Lentiai illustreranno il lavoro svolto nel corso dell'anno. Agordo, farmacia comunale a rischio chiusura, dei 5 dipendenti resta solo un dottore, anche la direttrice non c'è più e i concorsi non vanno a segno. Siamo a Falcade, grazie Lucia, porti in alto Falcade, alpini, sindaco e cittadini hanno accolto la snowboarder che ha conquistato i primi posti nella Coppa del Mondo. La festa nella sede delle Penne Nere ha richiamato anche tanti ex atleti, da Magda e Angelo Genuin a Stelio Busin. I soccorsi, un attimo e Monica non c'era più, il dolore degli amici della scia alpinista, intanto anche ieri diversi infortuni su neve e ghiaccio, un 15enne caduto e un escursionista scivolato sul sentiero. Ed ecco un primo piano della vittima, Monica Reginato, lo avete sentito, è morta all'età di 55 anni, la tragedia è avvenuta sabato pomeriggio, siamo nella zona del Sorapis. E adesso passiamo all'edizione del Corriere delle Alpi, addentriamoci al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima notizia la troviamo a pagina 13, Dolomiti UNESCO, patto sicurezza, daremo regole chiare ai turisti, l'intervista alla segretaria della fondazione che pubblicherà un vademecum con gli altri enti della montagna, previsti anche incontri nei rifugi e dei convegni. Effetto spopolamento, pagina 14, il numero degli stranieri aumenta lentamente, ne servono molti di più. Questa è la notizia che troviamo a pagina 14 a firma di Stefano Vietina. In 5 anni persi 4.502 abitanti, nonostante gli immigrati siano 748 in più, 4 su 5 fanno parte della fascia attiva e sono una risorsa per il lavoro. L'incidenza di persone di nazionalità estera è più bassa in provincia rispetto al resto d'Italia. E troverete popolazione stranieri, i numeri di un quinquennio, provincia di Belluno, gli abitanti nel 2019, gli abitanti nel 2024, comune per comune, e ovviamente lo avete sentito, nel 2019 eravamo nel totale 202.269, ahimè siamo arrivati a 197.767, ovvero 4.502 bellunesi in meno. C'è bisogno di manodopera, ma siamo poco attrattivi, questa è la dichiarazione di Scarzanella di Confartigianato, dobbiamo riflettere e invertire la rotta. Effetto spopolamento, l'analisi del sociologo Diego Cason, soltanto i flussi migratori possono salvare l'economia. La statistica parla chiaro, nel 2035 il bellunese scenderà sotto quota 190.000 abitanti, gli stranieri sono il 6,6% del totale ma rappresentano l'8,1% della forza lavoro. Negli ultimi 5 anni sono 54 i comuni che hanno registrato un calo di popolazione, dal 2018 ad oggi il territorio bellunese ha perduto il 14% delle imprese. A pagina 16 invece il lutto per la comunità non solo di Longarone ma anche di Vigo di Cadore, addio Michele Chiea, tecnico di 34 anni, mercoledì la Sinteco chiude per il funerale. Longaronese di Soffranco viveva a Laggio di Cadore con la compagna, nonostante la gravissima malattia voleva essere sempre in azienda. Muore a 34 anni per un male incurabile, Michele Chiea era longaronese di Soffranco ma viveva a Laggio di Cadore insieme alla compagna Francesca, era malato di tumore da diversi anni ma aveva sempre vissuto con grande coraggio e allo stesso tempo discrezione. Negli ultimi giorni era stato ricoverato a Casa Tua 2, la struttura dell'URSS numero 1 Dolomiti, dove nelle ultime ore è deceduto. I funerali si svolgeranno mercoledì 24 alle 15 nella chiesa arcipretale di Longarone e Chiesa riposerà nel cimitero di Pirago, ma già domani alle 20 ci sarà la recita del Rosario nella chiesa di Sant'Antonio Abate proprio a Laggio.
Continuiamo con le notizie della provincia di Belluno, economia bellunese, pagina 18, Roldo, imprenditore tutto fare, ma se serve faccio le consegne. È titolare della Rolmec di Sedico, azienda con 80 collaboratori e 4,8 milioni di fatturato. Realizziamo pezzi su commissione per automotive, sistemi di stampaggio e occhialerie. Vediamo in questo scatto Mario Roldo con le figlie Morena e Danila che lavorano entrambe nella Rolmec. La storia, il primo passo nel 1980 con la Décolletage, in viaggio con la creatività. Altra notizia che riguarda il comune di Sedico, laboratori per bimbi, l'azienda apre le porte. Un'intervista a Roldo l'abbiamo fatta anche noi della Bellunesi nel Mondo alcuni anni fa sulle pagine di Bellunesi nel Mondo. Siamo a pagina 19, Longarone variante in trincea, Simico rivedrà il progetto, domani l'incontro pubblico, la società dovrebbe rivelare le nuove intenzioni, l'obiettivo è togliere i piloni alti oltre 8 metri per tutelare la memoria del Vajont. Le modifiche sono state chieste nei giorni scorsi dal Comitato Cittadini. Feltre, l'incendio, anche il Corriere dedica spazio all'incendio divampato nel comune di Cesio Maggiore. Continuiamo con la rubrica Cultura e Società. Riscaldamento globale e letteratura, scienza e racconto si incontrano e il clima può tendere al sereno. I libri vincitori del premio Green Book aprono spiragli di ottimismo sull'ambiente. Salvarsi è possibile. E adesso lo sport bellunese, tante le notizie del lunedì. Incominciamo con la pallavolo Serie 3, gara 2 dei quarti di finale. Il Belluno trionfa in una bolgia, calabresi con un palmi di naso. La squadra di Colussi agguanta la semifinale contro il Fano grazie a una grande prestazione collettiva al Palasurace. I padroni di casa cominciano meglio, ma il cubano Reyes a guidare la rimonta senza alcuna storia al terzo parziale con il capitano Bisi a fare la differenza. Siamo ancora nelle pagine sportive, continuiamo con la pallavolo Serie C femminile. Home Click pratica playoff chiusa in anticipo, netto successo contro Torri, anche se nel primo set c'è stato parecchio da sudare. In casa il 9° successo su 9. Ancora pallavolo Serie D femminile, SCP sconfitta che pesa, ora la salvezza dipende anche dai risultati altrui. Ancora dalla Serie D femminile, una Home Click incerottata, non può nulla a Ospedaletto nonostante tanta gritta. Ottima prova di Maria Ottone che vediamo in questo scatto. Vision Volley 3, Home Click 1. Calcio di Serie D, la 32esima giornata, un doppio palo Galeotto inchioda la Dolomiti, grandi proteste per il 2-1 che fa volare l'Este, seconda sconfitta di seguito per la squadra di Zanini, piazza d'onore dietro la Clodiense non ancora matematica, 2-1 il risultato finale. Ancora dal calcio, un acuto di Bez salva il Cavarzano, eccellenza, ma il gol in zona Cesarini non vale il vantaggio del campo play-out, Cadoneghe è avanti. Calcio di promozione, il Borgo non decolla e Strana, è in pericolo il secondo posto e ancora Longarone Alpina fa un pareggino, i playoff diventano solo un'illusione. Calcio di prima categoria, Fiori Barca poco con Valdo Sport, apprensione per Calligaro, il portiere portato fuori in barella dopo uno scontro al 75esimo, per il blu-arancio la zona play-out ora è solo 2 punti sotto. Calcio di seconda categoria, Comelico, occasione persa e Arsier saluta la categoria. E ancora dalla terza categoria, Gemelle si arrende in casa, il Domegge si avvicina a -3. Per quanto riguarda i campionati del CSI, Chiesa all'inglese sul Sedico, primo posto in solitaria. Calcio giovanile, Dolomiti, 3 gol di Faso e il Portogruaro non si rialza. Ancora dal calcio giovanile Under 17 Elite, Dolomiti di goleada, il Cavarzano incassa la manita. Rugby Serie B, siamo a pagina 38, Belluno schiaccia il CUS Padova e rafforza il suo 8° posto, 20-12 il risultato finale. Basket di R1, Valbe, un match point sprecato, il discorso play-out si complica. E ancora dalla basket, JMV, gara buttata, un finale nervoso regala la vittoria all'Alvisiana. Motociclismo Superbike, Assanamara per Axel Bassani, il nostro bellunese solo 18esimo in gara. Il pilota feltrino non è riuscito a dare una svolta al weekend nella Superbike Race, in sella alla sua Kawasaki si era invece classificato 13esimo. Podismo, Bamussa e Gulla la spuntano fra i 1500 in gara. Cori papà mette in bacheca un altro successo, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Permangono condizioni di tempo da perturbato a variabile, con cielo in prevalenza nuvoloso e possibilità di qualche parziale schiarita dal tardo pomeriggio sera a partire da nord.
È davvero tutto per questa edizione di Edicola Beluna. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.